buonasera. Ospite di questo nostro approfondimento settimanale di TVA è l'architetto Alfonso Cimino, eletto da poco, si è insediato il 13 luglio il presidente appunto dell'ordine, si è insediato il nuovo consiglio dell'ordine degli architetti. Allora, parliamo di questo nuovo incarico, sicuramente prestigioso. Come intendere affrontarlo, Presidente? Innanzitutto ringrazio per avermi invitato a questa bellissima trasmissione, a questo approfondimento che è sicuramente molto utile anche per tutta la cittadinanza e la provincia. Il nostro è stato un bellissimo risultato elettorale, una squadra di 15 consiglieri formata oltre che da me vorrei citarli anche tutti se mi dà anche la possibilità, sono l'architetto Grimaldi, Giuseppe Grimaldi di Agrigento con la carica di vicepresidente, l'architetto Pino La Greca con la carica di vicepresidente vicario, l'architetto Giuseppe Lalicata di Canicattì con la carica di segretario dell'ordine e l'architetto Salvatore Porretta con la carica di tesoriere. Abbiamo l'architetto Isabella Puzzangaro di Palma di Montechiaro, l'architetto Angela Maria Giglia di Agrigento, l'architetto Franco Tarlato Cipolla di Licata, in tutto siamo 15, perché siamo passati da un numero da meno di 1500, abbiamo superato i 1500, quindi da 11 siamo passati a 15. Dicevo, poi c'è l'architetto Michele Ferrara di Sciacca, l'architetto Giacomo Cascio di Montevago, l'architetto Franco Romano di Ravanusa e l'architetto Gianluca Reneri di Licata. Spero di non aver dimenticato nessuno. Dicevo, un grande risultato elettorale, molto gratificante non solo per me ma per l'intera squadra. Di un lavoro, comunque questo risultato è il lavoro di tanti anni, svolto egregiamente dall'architetto Rino Lamendola, per tanti anni nostro presidente dell'Ordine degli Architetti e vicepresidente nazionale degli architetti, al quale tra l'altro colgo l'occasione per fare gli auguri in una pronta guarigione per quanto accaduto, per il suo piccolo incidente, e anche per il lavoro svolto da Piero Fiaccabruno, ultimo presidente uscente. Il nostro è fra gli ordini, diciamo, più grosso che abbiamo in provincia, insieme a quello degli ingegneri, e attraverso una circolare dell'ANAC del 28 giugno gli ordini sono equiparati a enti pubblici non economici. Noi fin da subito, fin dal 13 di luglio, ci siamo messi a lavorare. Devo dire la verità, abbiamo lavorato tutta l'estate, abbiamo su due settori fondamentali. Uno sulla parte amministrativa dell'ordine e un altro sui temi della valorizzazione della figura dell'architetto, dei servizi da dare ai nostri colleghi, ma anche abbiamo lavorato tantissimo proprio per essere presenti all'interno delle città, all'interno delle amministrazioni e all'interno degli uffici regionali. Nell'attività amministrativa abbiamo istituito gli uffici dei RUP, abbiamo affidato attraverso avvisi pubblici secondo il codice dei contratti, abbiamo affidato l'incarico di RSPP, siamo stati il primo ordine in Italia ad avere affidato l'incarico di un addetto stampa, che è una figura molto importante, proprio per divulgare il più possibile tutta l'attività che facciamo, e le dico, tutti i consiglieri con me, di cui ho l'onore e li ringrazio di rappresentarli in maniera estenuante durante tutto questo periodo, sono poco più di 2 mesi, devo dire, abbiamo veramente fatto tante cose. Abbiamo costituito anche i dipartimenti, abbiamo costituito 2 commissioni importanti, una su Agrigento 2020, che spero che avremo modo di parlarne, e un'altra sulla ricostruzione, proprio perché anche in questo mi piacerebbe fare un approfondimento, perché nel 15 gennaio del 2018 ricorreranno i 50 anni dal terremoto del Belice. Le devo dire che è stato importante durante questi 2 mesi anche il tema della formazione, non ci siamo fermati e abbiamo diciamo, continuato su questi temi. Parliamo dei dipartimenti, tu l'hai accennato ai dipartimenti. Sì, i dipartimenti come sono stati strutturati? Sì. Magari, anche se ne dimentica qualcuno. No, non è un problema. No, i dipartimenti sono 15, ogni consigliere ha un dipartimento a cui abbiamo fatto una delega per ogni dipartimento. I dipartimenti, le dico, diciamo così, quelli che attualmente
lavorano tutti in maniera diciamo, impegnativa sui vari temi. Abbiamo il Dipartimento degli Interni dell'architetto Pino La Greca, che è un dipartimento che si occupa proprio della gestione all'interno dell'ordine, tutte le tematiche che sono inerenti l'ordine. Abbiamo, ecco, mi ero dimenticato il consigliere Roberto Campagna, perché a lui abbiamo affidato la delega di Agrigento. Roberto Campagna, abbiamo affidato la delega della protezione civile, che è una delega molto importante, perché su questo affronteremo tantissime tematiche, tra cui riprenderemo il progetto Eperion sui centri storici, non solo ad Agrigento, ma anche in altri luoghi della provincia, della nostra provincia. Abbiamo il Dipartimento delle Politiche Giovanili, a breve istituiremo lo sportello proprio per i giovani professionisti, perché la nostra attenzione non è solo valorizzare chi ha lavorato o valorizzare anche la figura dell'architetto che sia anche dipendente pubblico, perché partiamo da un presupposto che l'uno deve avere rispetto dell'altro, cioè il libero professionista deve avere rispetto del pubblico dipendente e viceversa, ma soprattutto la figura del giovane che si inserisce nel mondo del lavoro. Su questo Isabella Puzzanghero stiamo studiando uno sportello giovani, dove inseriremo tutta una serie di tematiche proprio per supportare la figura del giovane professionista, al quale già qualche anno fa gli abbiamo dato l'opportunità di un pagamento ridotto per i primi 5 anni della quota proprio dall'interno della quota associativa all'ordine. Poi abbiamo il Dipartimento Ambiente, che è guidato da Angela Maria Giglia, che si occupa di tutto quello che può essere le tematiche ambientali, le tematiche delle nuove tecnologie. Abbiamo poi dei dipartimenti sulla deontologia di Gianluca Reneri, abbiamo il Dipartimento degli enti locali guidato da Giacomo Cascio. Sono tutti dipartimenti che sono volti non solo a dare un supporto, un aiuto ai colleghi architetti, ma sono stati creati proprio per affrontare tematiche a favore anche della gente della nostra provincia, dei cittadini, perché quando parliamo dei temi di Agrigento 2020 o parliamo dei temi della ricostruzione o dell'ambiente o delle nuove energie, sono temi che interessano sicuramente anche ai cittadini, ed è per questo che l'Ordine degli Architetti è importante, non si rivolge solo ed esclusivamente agli architetti, perché noi, grazie alla nostra cultura, che non è soltanto tecnica ma anche umanistica, vogliamo il bello delle nostre città, vogliamo il bello delle nostre case, e quindi laddove si parla di città e di case parliamo di cittadini. Presidente, come si raccorda il lavoro di questi dipartimenti con la Presidenza e cosa esce fuori dal lavoro che fate, appunto, che penso che ogni dipartimento chiaramente approfondisce delle tematiche specifiche, no? Allora, attualmente ogni dipartimento sta svolgendo una propria programmazione, che è importantissima, come il Dipartimento della Formazione dell'architetto Lorenzo Violante, del consigliere Lorenzo Violante. Farà una programmazione, già ieri abbiamo avuto un incontro, ieri pomeriggio, una formazione che non sia solo una formazione di quantità, perché noi abbiamo il fardello dei crediti formativi, ma che sia anche una formazione, ogni ordine, però devo dire che fortunatamente il nostro ordine è già una politica che veniva adottata da tempo, e la nostra è una formazione a costo zero. Per fare ciò sono tanti i sacrifici che vengono fatti proprio per andare a reperire colleghi, figure altamente qualificate che possano venire a fare la formazione. Ogni evento, sicuramente ogni seminario, ogni evento c'è un grosso lavoro fatto dietro. Proprio per questo devo dire che con l'architetto Violante abbiamo stilato un primo programma da qui al 31 dicembre per un programma di qualità, ritorno a dire. Parleremo sicuramente della formazione di corsi sui software come l'H, come l'STS, faremo corsi e seminari anche su temi di architettura. Inviteremo figure professionali altamente qualificate, che ognuno dei professori universitari o degli archistar che ci racconteranno del proprio lavoro, dei propri studi. E quindi questo per quanto riguarda la formazione. Poco fa parlavo del Dipartimento Protezione Civile, faremo sul Dipartimento i progetti Iperion. Per quanto riguarda gli enti locali,
Abbiamo già istituito un programma di iniziative per incontrarci, per chiedere incontri e tavoli tecnici in tutti i comuni della provincia di Agrigento, con gli uffici periferici della regione, soprintendenza, genio civile, ASP. A tal proposito faremo un corso che non si fa ormai da anni, che è quello dell'avviamento alla professione, quindi invitando anche ogni elemento di ogni dirigente di questi uffici periferici, che possono essere anche vigili del fuoco, dove ci saranno certo, sicuramente. E poi ci sono i grandi temi che sono quelli dei dipartimenti per quanto riguarda la segreteria e la tesoreria. A proposito, sulla tesoreria stiamo studiando un sistema completamente diverso di riscossione delle quote, perché abbiamo visto che con la Serit abbiamo avuto grandissime difficoltà. Da un lato la Serit ha perso tempo, noi dovremmo pagare le quote entro febbraio di ogni anno, a settembre ancora ci sono colleghi a cui non sono arrivate le cartelle. Allora da un lato diventano morosi, dall'altro poi giustamente la colpa non è la loro, quando vengono all'ordine e vengono a saldare la quota, si crea anche questa forma, diciamo, di pesantezza nel dovere venire all'ordine. Allora per questo stiamo già implementando il sito dell'ordine per i pagamenti online e direttamente con l'ordine, con un grande anche risparmio economico da parte nostra, perché la Serit per mandare le cartelle esattoriali aveva la necessità di un compenso per ogni cartella. Ritorno a dire, sono appena 30 giorni, fermo restando che c'è stata l'estate, ora le racconterò di tante altre iniziative che abbiamo fatto, perché ci siamo impegnati sull'emendamento della Commissione Ambiente per quanto riguarda la certezza dei pagamenti quando vi è il ritiro del titolo concessorio, l'emendamento all'ARS, alla Commissione Ambiente, che dovrebbe passare, anche se ora l'ARS è chiuso, però speriamo nella nuova assemblea. Ci siamo impegnati anche sul fondo di rotazione, l'istituzione del fondo di rotazione per l'affidamento degli incarichi professionali. Apriremo l'ONSAI era già in funzione nel precedente mandato, attraverso il codice correttivo sono stati fatti appunto al decreto legislativo 50, al codice dei contratti degli aggiustamenti, e su questo la piattaforma nazionale del CNA ci ha dato la possibilità di riaprire l'ONSAI. I dipartimenti sono importanti, ma è importante che ci sia anche il coinvolgimento di tutti i colleghi architetti, perché l'ordine, come ritorno a dire, è la casa di tutti gli architetti, e quindi che ci sia il coinvolgimento di tutti gli architetti per noi è un fatto importante. Presidente, vorrei approfondire questo aspetto che mi sembra abbastanza innovativo, che diciamo, l'ordine va presso i comuni, presso diciamo, gli uffici anche periferici della provincia. Ecco, mi sembra un'iniziativa diciamo, innovativa, questo raccordo che esiste tra l'ordine e anche la periferia. Come verrà diciamo, svolto, e questo chiaramente comporta per voi anche un impegno insomma, notevole, perché dovete dedicare del tempo, toglierlo alla vostra professione, chiaramente. Dobbiamo dire che lei ha ragione, però nella vita mi sembra una cosa innovativa, sì. Insomma, una cosa che solitamente non si è poco fatta finora, no? Sì, ma è stata fatta, però le devo dire che questo nella vita ci vuole la passione in quello che si fa. Noi ci siamo proposti ai nostri colleghi architetti, i nostri colleghi architetti ci hanno dato una grandissima fiducia, sia ritorno a dire, personale, che anche a tutto il Consiglio. E noi ora dobbiamo dare delle risposte. Abbiamo 4 anni di tempo, ma non ci siamo messi da parte che dietro un grande risultato c'è una grande domanda. La figura dell'architetto oggi, come di tutte le professioni tecniche, vive una grande crisi, ma non è una crisi anche congiunturale, derivata da una crisi nazionale, europea, internazionale, ma nel nostro piccolo possiamo fare tanto. Allora abbiamo ripreso il problema del sisma bonus, questo decreto della legge bilancio del 2016, dove praticamente vi è l'opportunità di andare ad adeguare sismicamente tutte le case del centro storico, dove ci sono degli incentivi, degli sgravi fiscali notevoli. Ritornando alla sua domanda, il fatto di dover, noi da subito ci siamo impegnati nei vari comuni
per vedere lo stato di attuazione dei vari strumenti urbanistici. Tant'è vero che ad Agrigento, grazie alla rete delle professioni tecniche che abbiamo già rivitalizzato, ci sono stati già alcuni incontri con gli ingegneri, con gli agronomi, con i geometri, con i periti agrari, con i geologi, che c'è una grandissima sinergia fra tutti noi. Abbiamo già affrontato due questioni importanti, anzi 3 questioni importanti. Uno, il PRG, il SUAP e il SUE di Agrigento, SUAP lo sportello unico delle attività produttive, lo sportello unico dell'edilizia, e quindi anche sul PRG, di cui abbiamo già noi affrontato, dato una nostra proposta, e fatto una richiesta al Comune di Agrigento per istituire un tavolo tecnico, e lunedì saremo invitati proprio a questo tavolo tecnico con l'assessore Elisa Virone. Stessa cosa abbiamo fatto col Comune di Canicattì, abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico perché attualmente scusate, vi è l'approvazione dello strumento urbanistico di Canicattì. Abbiamo fatto anche un altro intervento sull'assessorato regionale dei beni culturali, dove per il parere di compatibilità paesaggistica una circolare dell'agosto del 2016 ha cambiato totalmente il modus di rilascio del parere di compatibilità. Mentre prima alla ditta, all'utente, al tecnico venivano rilasciati i pareri di compatibilità e poi la sanzione veniva erogata, oggi l'assessorato, poiché ha perso diverse cause col CGA, avendo richiesto delle sanzioni oltre i 5 anni, ha pensato bene che anziché corredarsi di tecnici per poter subito emanare questi decreti su queste sanzioni, di bloccare il rilascio dei pareri di compatibilità paesaggistica al rilascio alla sanzione, cioè prima paghi la sanzione e poi ti diamo il parere. Questo non è possibile, questo rallenta il nostro lavoro, rallenta il lavoro e rallenta anche le ditte che lo richiedono. E quindi in questo stiamo attenzionando, grazie a questa squadra di consiglieri, che sono tutti liberi professionisti, compreso me, stiamo attenzionando tutti i comuni per andare a vedere le criticità, perché quando parliamo di piano regolatore, quando parliamo di SUAP, parliamo di SUE, parliamo di compatibilità paesaggistica, ritorno a dire, non è rivolto solo agli architetti, perché è importante, è rivolto anche agli ingegneri, è rivolto anche alla gente comune, perché avere la certezza di un rilascio di un titolo concessorio solo se hai uno strumento urbanistico, questa è una cosa importante, cioè la nostra città di Agrigento attualmente è ferma, quindi questo è importante anche per lo sviluppo dell'economia locale, ma soprattutto perché lo strumento urbanistico, sbloccandosi un PRG, chiaramente lo strumento urbanistico è il volano proprio di tutta l'attività economica di una città, su una città come Agrigento, dove tra l'altro sappiamo bene che dopo la frana del 66, questo spopolamento del centro storico ha fatto sì che si sono creati questi quartieri satelliti dove non sono assolutamente collegati con il centro della città. C'è un abitante di Fontanelle non si sente cittadino di Agrigento perché mancano le infrastrutture ben realizzate di collegamento anche con il centro storico, che è svuotato. Io mi sono trovato sabato sera scorso in un momento di festa davanti alla cattedrale e ritornare nel centro storico, nella memoria di Agrigento è un fatto veramente straordinario. Vederlo solo frequentato da pochi abitanti con case abbandonate, tutto ciò non può accadere. Presidente, le tematiche che stiamo facendo sono sicuramente interessanti. Ecco, volevo un attimo soffermarmi. Intanto vedo che avete una composizione del Consiglio con tante quote rosa, e questo sicuramente vi fa onore, la presenza di tante colleghe donne. Sono due nostre colleghe, sono l'architetto Angela Maria Gia, Isabella Puzzanghero, una di Agrigento, l'altra di Palma di Montechiaro. Angela ha anche la delega del Dipartimento delle Pari Opportunità. Ci siamo accorti perché è un fatto oggettivo, che le donne sono brave in tutti i campi, ma nel campo dell'architettura hanno sicuramente una marcia in più, e su questo desidero organizzare con tutto il Consiglio, già dai primi di marzo, un evento proprio dedicato all'architettura fatta, svolta dalle donne, cioè valorizzare l'architettura svolta dalle donne, perché
dobbiamo capire che non ci può essere una differenza tra il lavoro svolto dagli uomini e il lavoro svolto dalle donne, le due cose camminano di pari passo, non ci possono ancora nel 2017 esserci queste differenze, perché prima la figura dell'architetto e dell'ingegnere era una figura prettamente maschile, certo. E questo non può accadere, non può esistere, soprattutto al sud. Un altro aspetto di cui traggo appunto spunto, il fatto che sono stati tanti iscritti e avete superato la quota di 1500. Ecco, come se lo spiega questo? Vuol dire che l'architettura, cioè fare l'architetto è un lavoro, diciamo, importante, no? Visto che è appetibile da parte di tanti giovani. Allora, da un lato sicuramente l'aumento degli iscritti all'Ordine degli Architetti di Agrigento va di pari passo con l'aver portato la facoltà di architettura ad Agrigento. Su questo spendo una parola, sul quale a me dispiace tantissimo, a noi come Ordine dispiace tantissimo che la facoltà di architettura non sia più ad Agrigento, perché non era solo un problema culturale o di rilancio, ma Agrigento per la sua storia, per la sua cultura, per quello che rappresenta anche a livello paesaggistico, non poteva non esserci una facoltà, non poteva e non può non esserci una facoltà di architettura ad Agrigento, non può non esserci la facoltà di conservazione dei beni culturali ad Agrigento, e questo è un fatto gravissimo per tutto il mondo della cultura e per la società. Certo, l'avere la facoltà di architettura ad Agrigento ha incentivato gli iscritti al nostro ordine. In ogni caso la figura e il lavoro dell'architetto, ritorno a dire, non è solo un lavoro tecnico, ma è un lavoro anche di tipo umanistico, e per questo motivo noi siamo gli attori principali nelle città, siamo gli attori principali all'interno di una progettazione di parti di una città, o comunque di luoghi di abitazione comune e personali. Ecco, il giovane come si approccia alla vostra professione? Anche voi che tipo lei ha accennato poco fa che, diciamo, ci sono delle agevolazioni, però ecco, che tipo di aiuto date, diciamo, gli anziani, fra virgolette, a un giovane che inizia l'attività di architetto? Allora, sotto il profilo ordinistico, l'ordine, devo dire, il fatto di aver diminuito la quota per i primi 5 anni al giovane iscritto già è un fatto molto importante, sicuramente è un aiuto. Noi diamo tantissimi servizi, uno fra tutti la posta certificata gratis, diamo anche l'abbonamento Europa Concorsi, e presto daremo quello sui lavori pubblici, dove tra l'altro, oltre a vedere i bandi di progettazione, vi sarà un aggiornamento costante su tutti quelli che sono le norme nel campo edilizio. Di fatto poi nei dipartimenti l'avvio del corso sull'avvio della professione sarà un fatto importante, sui dipartimenti è una cosa necessaria, me ne sono accorto ora, colgo l'occasione su Agrigento 2020, sì. In occasione di Agrigento 2020 il nostro Dipartimento ha avuto tantissimi iscritti durante il periodo di luglio e di agosto, e quindi questo, l'avvicinarsi diciamo, ai dipartimenti diventa anche un modo per confrontarsi con i colleghi più grandetti. Certo, la politica nazionale e regionale spesso e volentieri non si cala sulle problematiche del giovane iscritto che deve fare una gavetta. Nel campo dei lavori pubblici è diventato difficilissimo, anche perché l'affidamento degli incarichi fiduciari fino a 40.000 euro è condizionato dal fatto che i fondi siano comunali o statali. Nel momento in cui vi sono fondi di tipo europeo vi deve essere l'evidenza pubblica, vengono fatte altre procedure di gare e il giovane professionista non riesce ad avere l'incarico perché non ha i requisiti per poter partecipare. Allora, parliamo appunto di questo Agrigento 2020. Sì. Avete avuto un incontro a proposito con sì. l'amministrazione comunale, ecco, quali sono le proposte che fate e quali le vostre iniziative in dettaglio, Presidente? Allora, Agrigento 2020 nasce da una grande sinergia che da sempre si è avuta con l'avvocato Enzo Camilleri, quale abbiamo collaborato a livello ordinistico già da tanti anni in tantissime iniziative.
è comune di Agrigento, si candida a capitale della cultura, ma l'evento più importante è sicuramente l'anno 2020, perché sono i 2600 anni di storia. Che succede da oggi al 2020? Da oggi al 2020 ci saranno una serie di progettualità per quanto riguarda la riqualificazione del nostro centro storico, delle nostre aree urbane, e su questo noi architetti desideriamo indirizzare l'amministrazione affinché vengano fatti dei progetti belli, dei progetti che siano proprio omogenei alle effettive necessità del territorio, che, ritorno a dire, non è solo decoro urbano, ma è soprattutto a livello infrastrutturale. Quando dico infrastrutturale parlo non solo di strade, parlo di illuminazione e tant'altro. Dicevo, da questa sinergia che si è venuta a creare prima con Enzo Camilleri e poi anche con il sindaco, noi come Ordine degli Architetti abbiamo avanzato 3 proposte per il 2020. La realizzazione dell'Urban Center, su cui già l'amministrazione aveva già iniziato a lavorare. Abbiamo stilato un documento su quello che è l'Urban Center, questo luogo dove si può parlare, urbano, ecco, per dirlo in italiano. Sì, per dirlo in centro urbano, è un luogo dove si può parlare della nostra città e con gli ordini professionali, con le associazioni, con le imprese, con l'amministrazione, che è il nostro punto, deve essere il nostro punto di riferimento. Certo. E nel parlare dell'Urban Center si deve parlare anche degli uffici tecnici, si deve parlare anche, è un luogo di idee per parlare di SUE, per parlare di SUAP, per parlare di delocalizzazione di alcuni servizi in alcune aree rispetto ad altre. È un centro dove tu puoi anche parlare della storia della città. E su questo noi abbiamo realizzato 2 tavole per dire come volevamo. È un documento che è stato fra l'altro condiviso con la rete delle professioni tecniche su cosa noi intendiamo che sia l'Urban Center. Poi altri 2 proposte importanti, che sono una tavola rotonda che vogliamo fare nei primi di gennaio come Ordine degli Architetti, dal titolo Rigenerando Agrigento, la chiamo tavola rotonda, a differenza del convegno che abbiamo fatto a Favara sulla rigenerazione urbana, che è stato un convegno di tipo internazionale, dove abbiamo visto esempi di rigenerazione urbana. Quindi partendo da quel convegno, perché l'Ordine degli Architetti non segue sempre una linea di congiunzione, quindi quello è stato un convegno importantissimo dove abbiamo visto esempi di rigenerazione urbana, dove abbiamo visto anche le tesi di rigenerazione urbana anche su Agrigento e su altri territori della provincia, della Sicilia, ma oggi dobbiamo tentare di capire come rigenerare il nostro centro storico, come rigenerare la nostra città, come noi pensiamo che sia Agrigento dopo il 2020, il 2020 deve rappresentare per noi agrigentini l'anno 0, perché non possiamo ancora pensare ad una nostra città con tutto quello che conosciamo, e io desidero anche evitare le critiche, perché ormai la situazione della città sui lati positivi, ma sui lati meno positivi sotto il profilo infrastrutturale la conosciamo tutti, e quindi proprio per questo noi architetti, abbandonando le critiche, vogliamo iniziare a fare proposte su progetti che deve realizzare il Comune. Il Comune deve realizzare le progettazioni con i propri uffici tecnici o affidare gli incarichi agli esterni con le procedure che sono del codice dei contratti o del codice correttivo. Altro importante, quindi la tavola rotonda dovrà, con l'aiuto dell'università, la seconda proposta. La prima è l'Urban Center, che speriamo che si possa aprire nel più breve tempo possibile. Abbiamo già il collegamento, questo documento io l'ho condiviso anche col professore Carta, che tutti ben conosciamo, e quindi è con l'università, è stato condiviso con la rete delle professioni tecniche. Speriamo che questo luogo al Collegio dei Filippini venga aperto il più breve tempo possibile, proprio per iniziare a parlare della nostra città. L'altro evento, dicevo, è la tavola rotonda, questa tavola rotonda che deve calare questi esempi e dire come noi pensiamo di volere la città. L'ultima proposta è proprio durante il 2020, è quella di andare a
a realizzare una mostra che, partendo da Piazza Sinatra, passando da Piazza Ravanusella, Piazza Stazione e Piazza Cavour, dove verranno realizzati 4 stand da noi così disegnati, possiamo andare a raccontare la storia della città dalla sua nascita a oggi e dare dei segnali su quelle che possono essere le proposte di come noi architetti vogliamo la città. E infatti su questo le dico che la commissione è fatta da tantissime persone, proprio perché ci deve essere la sinergia da parte di tutti. Ritorno a dire, su questo evento 2020 è necessario che la figura dell'architetto sia l'attore principale. Però mi voglio anche, se lei lo consente, soffermare ad un'altra commissione importante, perché c'è un altro evento importantissimo che da qui a breve porteremo avanti, che è il tema dell'anniversario del terremoto del Belice, il 50° anniversario del terremoto del Belice. Sì. Su questo anche lì abbiamo realizzato un'altra commissione formata dall'architetto Giacomo Cascio, da Michele Ferrara, da Salvatore Porretta e da Roberto Campagna, dove praticamente saremo presenti sui temi della ricostruzione e sull'architettura post-terremoto. Infatti pensiamo di fare proprio un evento sull'architettura post-terremoto dei 4 paesi da noi colpiti, che sono stati colpiti, che sono Menfi, Santa Margherita, Montevago, Sambuca e Sambuca. Devo dire che comunque Santa Margherita di Belice e Montevago perché il vecchio centro storico è stato abbandonato, dove la nuova Montevago è sorta più in là, e quindi vi è un museo all'aperto che racconta la storia, la tragedia di quella notte, e Santa Margherita di Belice, dove dietro la palazzata della piazza principale c'è il quartiere San Vito e San Calogero, che è anch'esso un museo all'aperto, dove già l'anno scorso è stata fatta una summer school con il professore Prestinenza Puglisi, e dove ancora si toccano con mano diciamo, l'evento, gli eventi. Una fotografia. Diciamo, ora, su questo però dobbiamo anche spezzare una lancia sul fatto che non si può pensare che ogni qualvolta succede un terremoto bisogna spostarsi, perché non è che spostandosi, come è stato fatto a Montevago, in parte a Sambuca, in parte a Menvi, significa avere un territorio che diciamo sia sismicamente più buono. Ecco, così era inteso, e così è stato anche con la frana del 66 ad Agrigento. Dobbiamo tentare invece di riappropriarci di questi centri, di dare le proposte su come riqualificare e rigenerare il quartiere San Vito e San Calogero, a Santa Margherita e Belice, e soprattutto il vecchio centro di Montevago. La commissione è stata istituita proprio per avanzare tutte queste proposte da portare nei tavoli dei vari comuni, dei comuni che ho citato del Belice, e proprio per realizzare un seminario, una tavola rotonda che affronti queste tematiche. E collegato al terremoto, vorrei entrare un attimo su tematiche importanti che stiamo vivendo in questi giorni, che sono le demolizioni delle case abusive, no? Stiamo vedendo che insomma, tutto questo sta provocando anche dei fermenti a livello di persone, della gente che vi abita, con le pubbliche amministrazioni. Ecco, come Presidente dell'Ordine, la vostra posizione su questo. Abbiamo visto anche oggi l'ulteriore lettera di minaccia al commissario Brandara, che ha dichiarato che continuerà le demolizioni al Comune di Licata. Palma di Montechiaro verrà interessata anche con le demolizioni. Abbiamo visto che sono state già presentate diverse offerte di aziende che intendono fare questo lavoro. Ecco, è un problema così importante socialmente. Ecco, la sua riflessione anche come Presidente dell'Ordine. Allora, diciamo, dobbiamo scindere le due cose, una parte il terremoto con quello che accade, con quello che è la sicurezza degli edifici. Io ho fatto un collegamento, insomma... Vabbè, dico, una parte il terremoto con quello che è accaduto, con la sicurezza degli edifici, con gli adeguamenti, e su questo ora ne parliamo. Un'altra cosa è l'abusivismo. L'Ordine degli Architetti è Ministero di Grazia e Giustizia, noi siamo per la legalità. Quindi laddove è riscontrato un abuso è giusto che ci siano le pene conseguenziali.
Certo è che anche le pene non possono avvenire dopo 40 anni, dopo 30 anni, dopo 50 anni. È giusto che una pena debba essere ad un abuso, ci sia subito la sanzione e non effettuarla dopo tanti anni. Ma questo non è assolutamente una critica, è che diventa un problema sociale proprio perché tu impieghi 50 anni a demolire una casa abusiva. Fermo restando che l'abuso deve essere demolito, su questo è giustizia e quindi è legge, e la legge va rispettata in tutti i suoi campi, che essa sia all'interno degli uffici tecnici o esercitata dal tribunale o esercitata ma la legge deve essere rispettata, e su questo l'ordine degli architetti è per il rispetto delle norme, non può non essere così. Questo è chiaro. Sul discorso del terremoto è totalmente un discorso diverso. Dobbiamo dire che i nostri centri storici, vedi anche quello di Agrigento, sicuramente i metodi di costruzione sono metodi che case fatte dai primi del Novecento, dell'Ottocento, del Settecento, che magari i nostri nonni dicevano che erano fatte meglio rispetto a quelle di oggi, ma che comunque ogni fabbricato ha la sua storia e deve avere la sua manutenzione e deve avere il suo adeguamento. Per questo noi abbiamo sempre parlato del fascicolo del fabbricato. Infatti, e abbiamo ripreso, grazie anche all'intervento di Rino Lamendola, il decreto sul sisma bonus, che è stato portato avanti anche dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove lo stesso Rino è componente. Questo ci consente grandi gravi fiscali per i proprietari che vogliono investire per rendere più sicure le proprie case, perché noi riteniamo che, come anche ad Agrigento, se non vi sono incentivi certi e da un'altra parte una defiscalizzazione di chi investe nel centro storico non per un anno ma per diversi anni, attualmente non possiamo parlare di riqualificare o rigenerare i nostri centri. Su questo dubbi non ce ne sono. Quindi su questo noi dobbiamo attivarci affinché vi siano misure necessarie proprio per adeguare sismicamente i nostri edifici. E su questo devo dire che anche un'altra cosa che io ho detto fin subito quando sono stato eletto presidente, non possiamo non pensare che ancora a tutt'oggi Agrigento non possa avere la sua cattedrale, di cui non voglio stendere parole perché la situazione la conosciamo tutti, però è anche giusto che qualcuno Agrigento ritorni ad avere i suoi punti di riferimento, e il primo punto di riferimento di una città oltre al municipio è la sua cattedrale. Certo. È una cosa diciamo che non può continuare. Ecco, a proposito, dico, in questo contesto avete formato all'interno dell'ordine la commissione ricostruzione, no? Sì, quella commissione che parlavamo, perché da un lato questa commissione si occuperà dell'evento e delle proposte sul Belice, e che non sono proposte dettate solo a far critica di quello che non è stato fatto durante questi 50 anni, perché noi intendiamo fare proposte su quello che bisognerà fare nell'immediato su questi territori, ma anche perché a livello nazionale, perché il nostro operato, l'operato dell'Ordine degli Architetti di una provincia si collega con la consulta regionale degli architetti, si collega col Consiglio nazionale degli architetti. A livello nazionale noi abbiamo portato avanti diverse proposte proprio sui temi della ricostruzione, abbiamo un sistema di protezione civile fatto dagli architetti che è fra i migliori a livello ordinistico, dove anche tanti nostri colleghi di Agrigento sono partiti per fare i primi rilevamenti sui fabbricati in Emilia-Romagna, in Abruzzo, nelle Marche, quindi io ritengo che diciamo, il nostro è un operato che va a suggerire iniziative e proposte per il miglioramento della qualità della vita dei vecchi centri storici. A proposito, parlavamo poco fa del fascicolo del fabbricato, ma ancora diciamo, non è obbligatorio, siamo sempre a livello di proposta. Sì, anche se recentemente è uscita una norma proprio sul fascicolo del fabbricato, però diciamo il fascicolo del fabbricato... Spesso assistiamo a crolli. Sì. Ci avvengono crolli inaspettati dovuti anche alla forte pioggia, alle intemperie e diciamo, ogni volta si parla sempre di questo fascicolo del fabbricato, ma ancora diciamo,
è a livello di proposta, giusto? Sì, il problema è un altro, è un problema anche, tra virgolette, di sensibilità e di cultura. Cioè uno non può pensare di avere un fabbricato perché è costruito in cemento armato e pensare che sia un fabbricato che possa avere diciamo un tempo infinito, tant'è vero che proprio sul cemento armato ci siamo resi conto ormai dopo tanti anni, dopo oltre 100 anni dal suo utilizzo, che anche ha delle problematiche, dei limiti, certo, tant'è certo. vero che anche il Genio Civile ne chiede il piano di manutenzione nel rilascio del nulla osta sismico, nella progettazione, nei calcoli delle strutture noi diamo un tempo, 50 anni, 40 anni sulla costruzione, sulla realizzazione di quel fabbricato. Quindi diciamo è un problema di cultura e è un problema anche di sensibilità. Così come noi quando stiamo male andiamo dal medico, quando una volta ci fa male il dente, abbiamo un problema, una macchia, la stessa cosa dovremmo fare con i nostri fabbricati, non pensare che diciamo, un materiale possa vivere all'infinito. Quindi il fascicolo del fabbricato, a prescindere che è una norma, che sarà norma e che sarà obbligatorio, è un problema che bisogna affrontare per tutte le abitazioni. Beh, importante. Parliamo di rapporti con le pubbliche amministrazioni. Oggi è importante, diciamo, per il vostro lavoro chiaramente raccordarsi con la pubblica amministrazione quotidianamente, per cui parlo di comuni, province, tanti uffici, e sicuramente non è semplice, anche perché la burocrazia oggi impone un aggiornamento anche continuo di leggi, quindi questo prima si deve aggiornare l'architetto, si deve aggiornare l'ufficio spesso diciamo, recepisce le norme con una certa lentezza. Ecco, tutto questo è materia diciamo, di discussione abbastanza impegnativa. Come le dicevo poco fa, il nostro ordine, all'interno del nostro ordine abbiamo un dipartimento che è quello degli enti locali che si diciamo, interfaccerà con le amministrazioni, però le amministrazioni fortunatamente noi avendo 15 consiglieri come ordine che sono frutto tra l'altro dell'espressione di un territorio provinciale, cioè ogni consigliere è espressione di un territorio, certo, e quindi abbiamo la fortuna di sapere in tempo reale quali sono le problematiche che insistono nei vari territori e laddove vi sono problematiche noi possiamo operare. Laddove anche i colleghi ci sollecitano alcune problematiche noi possiamo operare. Abbiamo io ritengo che ad oggi l'Ordine degli Architetti, come credo anche gli altri ordini, hanno una grande sinergia con tutti i comuni, con tutti gli uffici tecnici, perché, ritorno a dire, siamo sempre colleghi, a prescindere dagli architetti e ingegneri, o a prescindere che siano da una parte o dall'altra della scrivania. Nell'applicazione delle leggi abbiamo lo stesso obiettivo, applicarle in maniera sana, ma soprattutto nei tempi. E proprio per questo diciamo, l'incontro che abbiamo voluto e che è dell'istituzione del tavolo tecnico col comune di Agrigento, dove oltre ad affrontare le problematiche del PRG, che ritengo a dire noi non possiamo come città di Agrigento ancora non avere uno strumento urbanistico che ci consenta di muoverci e che ha bloccato l'attività economica, sociale e tecnica di tutti i cittadini. Ritorno su un argomento che conosciamo benissimo. Se vi dovessero essere degli investitori stranieri su Agrigento, visto che noi abbiamo un parco della Valle dei Templi che va benissimo e che porta avanti iniziative a livello internazionale, il sindaco, il comune di Agrigento che si muove su grandissime iniziative a livello internazionale, un investitore internazionale, cioè o straniero, se vuole venire a investire su Agrigento non può investire perché non c'è lo strumento urbanistico, e questo non può accadere. I tecnici sono fermi perché non possono dare le risposte ai loro committenti, i committenti non investono perché non vi è la possibilità di investire. Allora io ritengo che sullo strumento urbanistico sono 3 gli aspetti fondamentali da affrontare. Non voglio entrare in maniera tecnica perché diciamo, una trasmissione aperta a tutti, però dico che da una parte bisogna subito intervenire nel dare la risposta immediata nel rilancio e nell'approvazione dello strumento urbanistico. Ci sono tutte le carte in regola per poterlo fare, ma bisogna che ci acceleriamo nei tempi.
Ecco, voi in questo senso che azione di stimolo fate, Presidente? L'azione di stimolo, le dico... stimolo per non usare un'altra parola. Sì, l'azione di stimolo già l'abbiamo fatta. Il convincimento, insomma, sì, verso i consiglieri, verso... No, guardi, noi ci rivolgiamo soprattutto... alla pubblica amministrazione. Sì, ecco, noi ci rivolgiamo soprattutto ai tecnici, ai dirigenti degli uffici tecnici e all'amministrazione con al capo il sindaco. Noi cerchiamo di dare i contributi, come li abbiamo già dati in altri campi. Ritorno a dire, noi abbiamo l'osservatorio dei servizi di architettura e di ingegneria, abbiamo proprio in questi giorni inviato una nota a tutti i comuni della provincia di Agrigento e anche al libero consorzio, dove a livello nazionale il Dipartimento dei Lavori Pubblici, ben diretto dall'architetto Rino La Pentola, ha fatto i bandi tipo, ha realizzato i bandi tipo per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, una cosa storica che già erano li ha adeguati al codice correttivo, perché già col decreto legislativo 50 li aveva già realizzati. Scusate. Dicevo, abbiamo fatto questa nota proprio per comunicare a tutte le stazioni appaltanti che possono utilizzare bandi tipo, quindi omologare questa procedura, e dall'altro lato l'osservatorio, avendo una piattaforma che può attraverso alcune domande vedere se il bando realizzato dal comune X o dal comune Y è fatto correttamente secondo le linee guida dell'ANAC o secondo la norma, questo ti può consentire due momenti importanti, sia a livello preventivo, e così ti evita di avere contenziosi, e quindi noi siamo a disposizione dell'amministrazione se ci volessero inviare i loro bandi per poterli vagliare, e secondo a livello, diciamo, del consuntivo, laddove riscontriamo che un bando, perché magari per una svista non è conforme al codice dei contratti, noi possiamo immediatamente intervenire e dire adegua il bando. Quindi questo io ritengo che è un fatto storico sia a livello nazionale ma soprattutto a livello provinciale, che l'ordine non sta dietro solo a dire fate bene, fate male, ma diventa anche un supporto per tutte le amministrazioni, così come vogliamo essere un grande supporto nelle varie tematiche anche giornaliere, perché io mi sono accorto da quando mi sono insediato a oggi che l'ordine giornalmente è frequentato da tantissimi colleghi architetti, da quasi tutti i consiglieri, proprio perché abbiamo tanta voglia e tanta energia per fare tanto, non solo per la nostra categoria, ma anche per le nostre città. Avete fatto uno studio di quali sono le amministrazioni in provincia che non si sono dotate di PRG? Guardi, questo è un aspetto molto, molto importante. Proprio in questi giorni, torno a dire, noi siamo... Vi ho raccontato tante cose, noi siamo da 60 giorni eletti e operiamo da 60 giorni. Lei comunque è un'esperienza, già era presente nella presidenza dell'ordine. Diciamo, già abbiamo fatto veramente, tanto... però dico, questo non ci ferma, perché ancora abbiamo veramente tanta voglia di fare, tanta voglia di costruire, e su questo, dico, a prescindere dai territori di cui sono parte i consiglieri che ho citato a varie battute, noi abbiamo predisposto già una nota che invieremo a tutte le amministrazioni proprio per chiedere perché questa banca dati, tra virgolette, degli strumenti urbanistici la vogliamo mettere anche a disposizione dei nostri colleghi architetti online, proprio perché spesso mi è capitato di colleghi di Montevago che mi chiedono dello strumento urbanistico di Agrigento, o di Licata che mi chiedono come funziona lo strumento urbanistico a Montevago, e questo, se noi facciamo un momento di raccolta, che già in studio questa cosa, già abbiamo realizzato, abbiamo già formalmente fatto questa nota, dove chiediamo anche la collaborazione di tutte le amministrazioni, perché la collaborazione noi la diamo, però desideriamo anche avere le risposte, le giuste collaborazioni, anche perché ritorno a dire, noi siamo un ente alla stregua di come può essere un altro ente, quindi ci deve essere il rapporto istituzionale. Ma su questo devo dire che fino adesso, come è stato in passato, ma oggi più che mai, i segnali di grande collaborazione con tutti gli enti è veramente forte. Presidente, ci abbiamo alla conclusione di questa nostra, diciamo, intervista. Traggo spunto da un interessante convegno che noi abbiamo seguito, che avete fatto nel mese di maggio a Favara. Tra l'altro avete anche coinvolto
la Cultural Farm come luogo, diciamo, simbolo di rigenerazione urbana proprio a Favara. Sbagliato? No, anzi. Traendo spunto da questa iniziativa che, come lei poco fa ha detto, ha avuto persone di grande livello, insomma, colleghi che venivano anche da fuori, il Presidente dell'Ordine Nazionale, insomma, sono stati presenti particolari, insomma, gente impegnata nel vostro lavoro. Dico, traendo spunto da questa iniziativa, quali sono le prossime iniziative che avete in cantiere come ordine che farete? Sì, abbiamo, diciamo, il convegno di Favara, Ecco. Faccio solo una piccola... Due domande in una, due domande in insomma, una. quindi... Cioè, sì, però dico, il convegno di Favara noi l'abbiamo fatto all'interno della Farm. Certo, Noi crediamo Castello tantissimo, e Farm. Castello e Farm, dove abbiamo realizzato anche le mostre, noi crediamo tantissimo nell'operazione, diciamo, artistica, culturale della Farm, tant'è vero che noi abbiamo voluto fare il convegno anziché ad Agrigento o in un altro territorio Certo, della provincia, certo. l'abbiamo voluto fare a Favara proprio per valorizzare, da dove ce ne fosse diciamo, il bisogno, ma comunque perché già è ampiamente valorizzata la Farm, perché è un momento per noi molto importante che si sia venuto a creare a livello sociale per Favara, perché ritorno a dire, Favara negli anni era un territorio abbandonato, proprio gli agrigentini non pensavano assolutamente di andare a Favara, e i favaresi stessi erano sempre ad Agrigento o nelle altre parti. Oggi tutta la provincia, se non tutta la regione, si sposta a vedere il fenomeno Farm o è l'indotto che si è venuto a creare. Quello è un esempio di rigenerazione, è uno degli esempi. Indotto importante. Un indotto importante, però devo dire anche un fatto importante: questo è uno degli esempi di rigenerazione urbana, ma soprattutto di rigenerazione sociale, più che urbana, sociale, certo. Perché ha fatto sì che si sono create tutta una serie di iniziative, di attività commerciali, e quindi si è creato tutto questo indotto. Ci sono tanti altri esempi di rigenerazione urbana, ma questo non è che lo dico solo io, è un fatto, diciamo, anche accademico e comunque di storia dell'architettura. Per quanto riguarda, quindi noi abbiamo voluto, diciamo, maggiormente soffermarci su Favara e sulla Farm. È stato un evento straordinario. Devo dire che i complimenti devono essere dati a due persone fondamentalmente, all'architetto Piero Fiaccabrino, il presidente che diciamo, mi ha preceduto, ma soprattutto anche all'architetto Rino Amendola, perché ha avuto anche la capacità di portare l'intero Consiglio, quasi tutto il Consiglio nazionale ad Agrigento, di portare anche personaggi di grande levatura come Mario Cucinella, come Oriol Capdevila, che diciamo sono figure importantissime, dove ha visto la partecipazione di circa 500-600 colleghi nelle due giornate. Ci sono state tantissime mostre, è stato un momento divertente, di grande entusiasmo, che ci è servito per poi ora noi prendere queste iniziative e calarle oggi ad Agrigento, ma non è detto che non le possiamo calare a Realmonte, a Portempedocle o in altre città, facendo anche iniziative similari o iniziative similari. Allora, la seconda, mi riferisco ora alla seconda domanda, certo. Qual è l'impegno? L'impegno è quello di voler dare due aspetti fondamentali: avere un ordine sotto il profilo ufficio amministrativo che sia, diciamo, che vada a regime nel maniera, dovendolo implementare per poter dare maggiori servizi agli iscritti, maggiori servizi non solo a livello di posta certificata o di abbonamenti o di catasto o di norme, ma proprio tentare di agevolare il lavoro svolto dai nostri colleghi. Questa è una strada. La seconda strada, e noi desideriamo portare due eventi importanti nel nostro mandato, che sia una parte la cultura e un'altra parte, quindi la cultura architettonica, far parlare
di nuovo della figura dell'architetto, farlo valorizzare, rivalorizzare la figura dell'architetto, che è un fatto importante, e dall'altra parte creare tutta una serie, formulare tutta una serie di iniziative per favorire la libera professione, per favorire l'accesso dei giovani. Io nel mio studio sono passati tantissimi giovani architetti, vuoi perché facevano il tirocinio con l'università, vuoi perché hanno fatto il tirocinio post universitario o sono venuti da me a lavorare, e devo dire che la situazione dei giovani la conosco benissimo, e solo con le norme e solo con un'attenzione maggiore che il giovane professionista può tentare di andare avanti o comunque di inserirsi nel mondo del lavoro, perché tra l'altro i giovani oggi hanno veramente una marcia in più, perché attraverso queste nuove tecnologie, attraverso il BIM, attraverso i software, oggi riescono veramente a fare delle cose eccezionali, e quindi ci sono delle intelligenze che sono state promosse a livello anche nazionale attraverso i concorsi di architettura. Su questo magari io mi auguro a breve poter fare un ulteriore approfondimento con l'architetto Rino Lamendola, quando sicuramente sarà qui insieme a noi a che noi avevamo invitato in studio, poi infatti, ha avuto queste scelte. Noi anche come redazione, personalmente come TVA, vi facciamo i nostri migliori auguri di averlo prontamente, diciamo, in trasmissione. E su questo lui avrà modo di parlarne tanto, perché è giusto, perché è anche un suo cavallo di battaglia su cui abbiamo lavorato tutti, perché il concorso di architettura, laddove per come è formulato oggi, deve dare anche la possibilità al professionista di dare l'incarico, e oggi non è più che tu hai i requisiti, mio caro giovane, io ho i requisiti e tu, mio caro giovane, vieni a farmi il concorso gratis e poi ti do un piccolo compenso. Oggi funziona totalmente al contrario, è il giovane che ha le idee, fa il progetto, lo vince, ha l'incarico e poi chiama la grande società di ingegneria, quale dice: senti, io ho vinto l'incarico, ora sei tu che devi venire con me alle mie condizioni di giovane, che ho le idee per poterlo fare. Quindi su questo, diciamo, su tante altre iniziative di questo genere che dobbiamo spenderci. Bene, credo che abbiamo toccato tutti i punti. Noi diamo appuntamento, appunto, come diciamo fa, a una nuova trasmissione con la presenza del vicepresidente della Consulta Nazionale, del Consiglio Nazionale dell'Architettura Rino Lamendola. Gli facciamo i migliori auguri, una pronta guarigione. Vi facciamo gli auguri anche a lei, Presidente. Grazie Noi siamo sempre disponibili per ogni informazione di aggiornamento, quando siamo sempre qui, diciamo, a disposizione. Tanti auguri allora a lei, al suo nuovo consiglio. Grazie, ringraziamo i nostri telespettatori. Ricordo sempre che questa trasmissione la potete vedere anche nel nostro sito, oltre che sulle frequenze del digitale terrestre, su YouTube, insomma su tutti i canali che possiede TVA. Ringraziamo ancora il Presidente, grazie e una buona serata. Grazie, buonasera a tutti, grazie.